Buongiorno e bentornati alla nostra edizione straordinaria. Siamo in diretta per raccontarvi ancora una volta, ancora per un giorno, fino a quando tutto questo finirà, cosa sta accadendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Siamo partiti questa mattina alle 11:30 con le prime informazioni su quelli che sono i casi positivi in Veneto. Vi daremo questa sera alle 18:30, probabilmente nei nostri telegiornali della fascia preserale, i dati della fine della giornata, così potremo avere il quadro della situazione. La notizia più importante di oggi resta però quella che ha dato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Zaia ha dato la notizia che tutti si aspettavano, ma che insomma nessuno sperava si dovesse attuare, perché vuol dire che quello che è stato fatto finora non serve del tutto, da una parte forse per motivi sanitari, dall'altra perché troppi continuavano a ignorare le raccomandazioni, le richieste da parte delle autorità. Andiamo a rivedere cosa ha chiesto Zaia, cosa ha ordinato Zaia nel provvedimento che è stato firmato e che sarà pubblicato nel BUR della Regione. Prima di tutto chiusi tutti i parchi e le aree verdi del Veneto, non ci saranno più parchi aperti per le prossime almeno 2 settimane, quindi nessun polmone verde, argini, tutti quei posti in cui le persone andavano per fare un po' di sport, un po' di ginnastica, per respirare un po' di aria pura, basta, chiusi fino a nuovo ordine. Passeggiate e sport garantiti, ma esclusivamente nel raggio di 200 metri dal proprio domicilio. I cani si possono portare fuori per i loro bisogni fisiologici, chi non ha naturalmente un giardino, però queste uscite vanno contingentate con un tempo adeguato e soprattutto, anche in questo caso, non si va a più di 200 metri da casa. Questo dispositivo impone che le persone dimostrino di essere a meno di 200 metri dal proprio domicilio. Se arriva una pattuglia e ferma qualcuno che sta facendo una passeggiata, ma anche una corsa davanti a casa o sta portando fuori il cane, chiede i documenti, bisogna dimostrare di essere a 200 metri dal domicilio. Sono inasprimenti forti, ma sono indispensabili per arrivare alla fine di questa emergenza. Negozi chiusi la domenica, tutti i negozi saranno chiusi a partire da dopo domani, quindi oggi si può fare la spesa, domani si può fare la spesa, domenica non ci sarà modo di fare la spesa. Questo non deve portare naturalmente all'assalto dei supermercati che, lo ribadiamo, avranno sempre scorte disponibili per tutti, non ci sarà penuria di alcun genere, né alimentare né di altro tipo in questo periodo. Sono garantiti i trasporti delle merci, quindi non serve prendere d'assalto i supermercati né ora né mai. Nei negozi e nei supermercati va una sola persona per ogni nucleo familiare. Questo era un consiglio fino a poche ore fa, adesso è diventata una norma. Nei supermercati ci va uno solo per famiglia, il capofamiglia, non importa, ci va uno solo. Prende la macchina, va a fare la spesa, va nel proprio comune di residenza, va nel posto più vicino che c'è, fa la spesa, torna a casa. La spesa si fa, questo resta un consiglio perché naturalmente è difficile da attuare altrimenti, in modo da non dover tornare in supermercato il giorno dopo o 2 giorni dopo. Si fa la spesa importante per alcuni giorni. E questo, l'unica, importante dirlo, l'unica eccezione che viene concessa dalla normativa, che poi eventualmente andiamo a rivedere, a rileggere insieme, è quella che viene fatta a chi ha parenti o persone, si prende cura di persone che non sono autosufficienti. Quindi se bisogna essere accompagnati o accompagnare una persona, si può andare in 2 al supermercato. Per ovviare a tutto questo, ma abbiamo appena sentito il sindaco di Rossano Veneto, come quasi tutti i sindaci del Veneto hanno già attivato dei numeri telefonici, degli sportelli al quali le persone che non sono autosufficienti o che vivono con persone non autosufficienti, che non possono essere lasciate sole, possono fare riferimento per ricevere la spesa direttamente a casa senza doversi muovere e i farmaci. Quindi si chiama, ci si mette d'accordo, la spesa vi viene portata. E altra informazione fondamentale, distributori
e bar. I bar degli autogrill, delle aree di servizio extraurbane saranno aperte dalle 6 del mattino alle 18, poi basta, fermano anche quelli. L'obiettivo è la salute dei veneti, non si cercano consensi, fanno sapere dalla regione, ma si cerca la tutela delle persone, quindi in posizioni abbastanza forti, bisogna riconoscerlo, ma indispensabili per arrivare alla fine di questa emergenza. La buona notizia è che le mascherine, l'ha detto l'assessore alla protezione civile del Veneto, Giampaolo Bottacin, sono in viaggio, sono già partite, hanno fatto sapere però che i primi pacchi di mascherine, quelle che sono state presentate dal governatore Luca Zaia, fatte dalla grafica veneta, verranno consegnate tramite la protezione civile alle strutture come le case di riposo, strutture che hanno bisogno adesso di questo tipo di dispositivi. Poi potremo averli tutti quanti, naturalmente si potranno anche acquistare. Adesso c'è penuria di mascherine, vedrete che fra qualche ora, entro al massimo domani, ce ne saranno molte di più in giro. Anche su questa informazione della modalità di distribuzione saremo più chiari nelle prossime ore. Adesso, siccome parliamo sempre di cose anche gravi, però ogni tanto è giusto sorridere e guardare a questa situazione, a questi giorni con lo sguardo diverso. Lo sguardo migliore con cui guardarli è quello dei bambini. Vediamo dal nostro computer, chiedo alla regia di farvelo vedere, una bambina che ci mostra un bellissimo e grande disegno arcobaleno, la mano disegnata, tutti quelli che sono i simboli di questo periodo. Andrà tutto bene, Diletta, marzo 2020, quindi se ce lo dice anche Diletta siamo certi che andrà tutto bene davvero. Ora andremo a vedere alcuni dei servizi che ci stanno arrivando dalle nostre redazioni. Però prima di tutto, questo ritengo sia importante farvelo vedere, è un servizio che non riguarda direttamente l'emergenza coronavirus, non riguarda ricadute sanitarie, non riguarda il territorio in primo luogo, riguarda quella che è l'informazione, perché il fondamentale ruolo del servizio pubblico delle TV locali non è stato riconosciuto nell'ultimo decreto del governo. Vi leggiamo l'appello dell'associazione di Confindustria che rappresenta appunto le piccole TV locali. Sul ruolo delle TV locali nell'emergenza coronavirus e sulla dimenticanza nel decreto Cura Italia dell'essenziale ruolo informativo dell'emittenza locale in questo tragico momento, l'associazione TV locali di Confindustria Radio e Televisioni ritiene che, oltre agli interventi indispensabili al fine di garantire innanzitutto la salute dei cittadini, il governo non si è occupato del sistema radiotelevisivo locale, che, a costo di grandi sacrifici, sta svolgendo un ruolo informativo di prossimità irrinunciabile sui propri territori. Un'attività professionale esercitata in una condizione di tante incertezze, perché di ora in ora gli inserzionisti, fonte di finanziamento essenziale dell'emittenza locale, disdicono i loro contratti pubblicitari, poiché gli esercizi commerciali e gran parte delle piccole aziende sono chiuse. E se queste imprese utilizzano la cassa integrazione in deroga per non gravare sui bilanci, le emittenti locali non possono fare altrettanto, perché in questo momento buio devono restare al servizio dei cittadini ed adempiere al loro obbligo e dovere civico di informare. È evidente che se le emittenti radio TV locali vogliono assicurare costante servizio e presenza sul territorio, non possono fare ricorso a sospensioni neppure parziali dell'attività, né a degli ammortizzatori sociali. Mai come ora il loro lavoro è servizio di pubblico interesse, è vicinanza alla gente, è comunicare con un'informazione tempestiva e verificata. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è infatti riconosciuta dagli stessi cittadini. Prova ne è la sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi locali. La tenuta di questo importante servizio locale non può essere quindi di interesse generale. Senza più introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno si condanna l'informazione radiotelevisiva locale all'estinzione. Le emittenti locali costituiscono un servizio essenziale per i territori che non può essere soffocato.
Al governo si chiede un immediato ripensamento per mantenere aperta la voce di chi, per assicurare l'informazione di prossimità, non può chiudere né ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tenere aperta la linea e la voce di chi è in questo momento in trincea e in prima linea nell'informazione di emergenza è un dovere che non può non essere sostenuto anche per l'utilità pubblica e sociale che assicura. Riteniamo che sia davvero importante far passare questo messaggio. Adesso torniamo invece sul territorio, andiamo a Spinea dove il sindaco Martina Vesnaver ha girato questo video che lanciamo noi dal nostro computer di studio. Prego la regia di farvelo vedere. Guardate dietro le mie spalle, queste sono le poste e adesso anche si è mitigata un po' la situazione perché qualcuno è andato via e sono comodamente in posteggiata. Continuano via vai, mentre avessimo un corso del commercio incredibile, considerato che le attività sono chiuse e non riusciamo a trattenere. Non sono stata chiara, da qui non usciremo. Io dico, ma se uno si assume la responsabilità di fare della propria vita quello che vuole, se l'assume in proprio, ma quando gli altri o chi, ognuno si compromette invece la sicurezza di tutti gli altri, dei nostri anziani e persone più deboli, questo a me non sta bene. Tutte le scadenze sono state prorogate. Io adesso vorrei andare a uno, salvo la pratica del signore e dei signori qui presenti, a chiedere cosa hanno da fare. I bollettini, tutti i pagamenti sono posticipati, non c'è nessun problema, non ci sono sanzioni, l'unica cosa da fare è stare a casa. Siamo sfiniti, tutto in mano a noi sindaci, siamo da soli nel territorio, da soli. Le mascherine dalla regione arriveranno, quando arriveranno ve le daremo. Si concludeva così in modo un po' brusco, scusate il ritorno in studio. Allora, dicevamo, abbiamo visto anche questo sindaco decisamente arrabbiato. I sindaci sono allo stremo perché in queste ore rappresentano il collo di bottiglia fra quelle che sono le istituzioni, quindi dal governo, la regione, le province, poi tutto si stringe e si passa ai sindaci e i sindaci sono appunto il collo di bottiglia dal quale passano tutte le informazioni poi per i cittadini, per la vita di ogni giorno di ognuno di noi. E abbiamo avuto prima il contributo del sindaco di Rossano, Morena Martini, questa era il sindaco di Spinea, infuriate tutte e due perché la gente continua a fare quello che non dovrebbe fare. In questo caso abbiamo visto che c'erano persone in fila alle poste, nonostante tutte le scadenze siano state posticipate, rinviate, nonostante non ci sia necessità e forse una volontà da parte dei cittadini, delle persone di vivere ancora come si viveva prima dell'arrivo di questa emergenza, un modo forse, non è possibile saperlo perché non è possibile entrare nella testa delle persone, di dire non sta succedendo niente, invece bisogna fare i conti con quello che sta succedendo. Siamo di fronte a un'emergenza mondiale, siamo di fronte a una pandemia, siamo di fronte a un Veneto che per motivi X che ancora non conosciamo può vantare un numero di morti davvero minore rispetto alla Lombardia e all'Emilia. Non è detto che in questo ci sia il fatto di essere migliori di qualcuno, può essere un caso del fatto, non lo sappiamo perché non ci è dato saperlo in questo momento, sappiamo solo che i numeri sono diversi fra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Detto questo, se a questo può contribuire il fatto di restare in casa e non fare quello che ci viene chiesto di non fare, quindi appunto uscire solo per esigenze inderogabili, noi siamo obbligati a farlo. Andiamo a vedere adesso un altro servizio, anzi ve lo facciamo rivedere perché bisogna vederlo spesso e volentieri, è quello di cosa sta facendo l'associazione Helios per gli ospedali, in questo caso della Pedemontana, poi vi faremo vedere anche il conto corrente della regione. Andiamo a vedere prima questa iniziativa però.
Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Avete visto, è rimasto fuori abbastanza il servizio con l'IBAN in modo tale da poter scrivere su un foglio di carta per fare l'eventuale donazione, ma vi ricordiamo che questo servizio, come le varie grafiche, le varie immagini riportanti quelli che sono i numeri dei conti correnti, magari per fare una donazione alla regione, o tutte le informazioni sull'emergenza coronavirus, i dati di questa mattina e la diretta, per esempio, in streaming di questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali, si possono trovare anche sulla nostra pagina Facebook, che vediamo cresce ogni giorno, perché vuol dire che sta fornendo un servizio importante anche sui social. Avevamo detto poc'anzi che Vo è stata nel mirino per 2 settimane, adesso rappresenta un po' la stella polare per tutti quelli che vogliono parlare di diffusione del coronavirus, perché la chiusura totale della piccola località ai piedi dei Colli Euganei ha portato alla crescita zero e anzi a una regressione del numero di persone affette o positive da coronavirus. Oggi si è ripresentato un caso nelle statistiche regionali e la nostra Chiara Gaiani dalla redazione di Padova è andata immediatamente a informarsi sul perché di questo dato diverso dalla tendenza dei giorni scorsi. Buonasera Chiara. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera Ferdinando. Sì, questo +1 che questa mattina insomma tutti noi abbiamo visto nel bollettino che viene diffuso dalla Regione del Veneto, azienda zero nel cluster di Vo, aveva fatto scattare nella testa dei giornalisti che sono abituati a cogliere questi segnali, ma penso nella testa di tutti, alcuni segnali d'allarme. Erano infatti passati 5 giorni e noi eravamo abituati ad avere un delta di casi, cioè una differenza dei casi rispetto a quanto accaduto in precedenza, a zero nel cluster di Vo, che come hai ricordato tu poc'anzi è stato il primo cluster della regione ed è stato sottoposto per 14 giorni, per 2 settimane, a un cordone sanitario, uno stretto isolamento. Ecco, di questo è stato chiesto conto in vari momenti sia al presidente del Veneto Zaia nel suo punto stampa, dove avrete potuto seguire al mezzogiorno e mezzo su Rete Veneta, ma anche al sindaco del comune di Vo, cioè Giuliano Martini. Dicono che questo rientra nella fisiologia. Il presidente Zaia addirittura ha detto, lo ricordo, che Vo resta la realtà, la zona più pulita da coronavirus del Veneto, e sulla stessa lunghezza d'onda è stato anche il sindaco di Vo, che parla di un normale gioco del virus. Forse una persona che ha ripreso quantomeno insomma probabilmente a lavorare o è rientrata in contatto in qualche modo con il virus. Ricordiamo che peraltro a Vo sono ancora in corso i controlli, si stanno quindi continuando a fare i tamponi, i cittadini hanno accettato di sottoporsi a questa indagine di carattere epidemiologico che è condotta dall'Università di Padova e su cui penso non soltanto il Veneto ma sicuramente tutta Italia ha grandi speranze per capire qual è e come si sta muovendo il coronavirus. Ma è stata una giornata davvero molto particolare questa per il comune di Vo Euganeo, perché nella tristezza di questi giorni si è dato l'ultimo saluto con una benedizione ad Adriano Trevisan.
Ricordiamo questo pensionato di 78 anni, peraltro padre di un ex sindaco di Vo, è stato il primo cittadino veneto a morire a causa del coronavirus. Quando noi avevamo saputo dei primi 2 contagiati a Lugano, è stato nel pomeriggio del 21 febbraio, quest'uomo che era ricoverato da qualche giorno per grossi problemi respiratori non era stato non era riuscito neppure a rientrare all'ospedale di Padova ed è morto, lo ricordiamo, all'ospedale di Schiavonia. Si è atteso che tutta la famiglia di Adriano Trevisan, sottoposta immediatamente al periodo di quarantena, potesse uscire dalla quarantena, e il suo corpo è stato accompagnato a riposare al cimitero di Vovecchio, cosa fatta nei giorni scorsi anche per l'amico di Adriano Trevisan. Parliamo di Renato Turetta, scusate, che è morto pochi giorni fa ed è stato il secondo contagiato sempre del comune di Vo, quello che per ora probabilmente anche così nel nostro immaginario collettivo ha pagato al momento sicuramente uno tra i prezzi più alti in questi giorni difficilissimi che stiamo vivendo. Grazie Chiara Gaiani dalla nostra redazione di Padova per la puntuale informazione su quello che sta succedendo a Vo, che ricordiamo piccolo comune ai piedi dei Colli Ugani in provincia di Padova, dove si sono verificati i primi casi, dove un mese fa è esplosa l'evidenza dell'epidemia di coronavirus in Veneto. Addirittura si è potuto dare sepoltura solo oggi alla prima vittima di questa epidemia, e naturalmente il fatto che ci sia stato un caso in più nelle tabelle regionali, che potete vedere, lo ripetiamo anche sui nostri social, che adesso non è il caso di mostrare ora perché fra poco saranno superate, ma che sono sempre a disposizione sulla pagina Facebook di Rete Veneta, ha fatto suonare un campanello d'allarme fra chi ormai da giorni si trova a vedere tutti i giorni tabelle, numeri, pur non volendo, perché sono dietro ogni un numero c'è un dramma, c'è una persona in ospedale, c'è qualcuno che soffre. Noi siamo bersagliati ogni giorno da tutti questi numeri, e quando ne vediamo uno che spicca diversamente dal solito, ci facciamo delle domande da giornalisti. Le avevamo girate alla regione. Chiara Gaiani ci ha appena detto che fa parte di uno smaltimento fisiologico del virus, sono comunque numeri che fanno accettabili. 1+1 a Vo, dove da giorni si registra crescita zero, è tra virgolette accettabile. Ci chiedono adesso, torniamo ai nostri telespettatori, perché voi vedete il numero in sovrimpressione, 340 321 8806 è il nostro numero di WhatsApp ed SMS, al quale potete inviare continuamente, quando volete, foto, video, messaggi, richieste, informazioni. Noi quello che possiamo leggere qui in studio lo leggiamo, le provocazioni, anche quelle un po' più dure, scritte correttamente da poter essere lette durante un telegiornale, le leggiamo, le lanciamo al pubblico, che poi le fa sue, e ognuno cerca di capire come tirare fuori il meglio da tutta questa situazione. Ma ci chiedono, per esempio, buongiorno, ma quando riapre tutto? Grazie. Non lo sappiamo. È una risposta molto semplice, non lo sappiamo, e in teoria si va all'inizio di aprile per tutto quanto, poi si vedrà, c'è Pasqua dopo nel mirino, non possiamo saperlo, e riteniamo che mettere una bandierina sull'orizzonte temporale di 2 settimane, di 20 giorni, di un mese, mettere una X sul calendario alla quale poi volgere tutte le nostre attenzioni, potrebbe essere deleterio, perché se quella X, se quella bandierina venissero superate, sarebbe un brutto colpo per tutti noi. Quindi viviamo giorno dopo giorno questa emergenza. Se qualcuno ha dei problemi psicologici ad affrontare questo periodo, ci sono i numeri verdi della regione, ci sono delle strutture di ascolto che possono aiutarvi a superare queste ore estremamente difficili per tutti. Poi vi recuperiamo i numeri, magari li pubblichiamo anche sulla pagina Facebook, in modo che possiate andare a vederli, a prenderli, a fare una telefonata, non fa mai male.
questa persona ci fornisce il suo numero, magari lo chiamiamo per capire di cosa vuole parlarci. C'è qualcuno che ci racconta che in Lombardia le cose vanno molto peggio e lo sappiamo, lo vediamo dai telegiornali, dalle agenzie. Vorrei sapere le ragioni e le difficoltà del governo a raccogliere i nostri ragazzi studenti all'estero lasciati soli. Credo che siano difficoltà oggettive di spostamenti in questo momento, ma crediamo anche che nessuno sia effettivamente lasciato solo. Chiudete anche le pizzerie da sport? Stiamo aspettando ancora una risposta su questa domanda che molti ci fanno, perché naturalmente avere un approvvigionamento di cibo dall'esterno, una pizza, può essere anche comodo, però se domenica chiude tutto, naturalmente non è detto che questo si possa avere. Abbiamo fatto la domanda alle associazioni di categoria, poi vi daremo risposta. Come pulire le mascherine. Adesso cerchiamo un tutorial su come pulire le mascherine di vario tipo. Alcune sono usa e getta, altre sono bisogna pulirle con una certa procedura. Naturalmente sono in arrivo quelle della regione fatte dalla Grafica Veneta, che sono state fornite alla Protezione Civile, e di quelle ci verrà spiegato dalla Protezione Civile di ogni comune come gestirle, quanto durano, quando usarle, quando non usarle, quindi sarà tutto molto, molto chiaro. Allora adesso ci scrive un cittadino bassanese, visto che noi siamo di Bassano come sede di questa televisione, di come verrà gestita la disinfezione delle strade, e ce lo racconta praticamente in diretta, che adesso vi stiamo recuperando il video. Ce lo racconta l'assessore al verde del comune di Bassano, Andrea Viero, che chiedo alla nostra regia un attimo che lo recupero, di farvi vedere. Come avete visto, oggi sono iniziate le operazioni di sanificazione delle strade cittadine, come le indicazioni ovviamente dell'ISPRA e da Vademecum del Consorzio Bacino Rifiuti Brenta. Detto questo, siamo partiti dal centro storico, ma l'intervento verrà via via allargato all'intero territorio comunale, partendo ovviamente dalle vie e dalle zone con più alta densità abitativa. Sanificheremo ovviamente l'area del parcheggio dell'ospedale e tutte le aree dove ci sono le grandi attività commerciali, le attività che in questo periodo sono aperte. Ovviamente colgo l'occasione per ringraziarvi tutti dell'impegno e del sacrificio che ci state mettendo affinché questo periodo difficile passi e ci porti tutti a una vita normale. Mi raccomando, continuiamo a fare questo sacrificio e a stare a casa. Uniti ce la faremo. Grazie a tutti. Quindi anche questo è un invito, si stanno moltiplicando gli inviti. Adesso noi da questa semplice postazione siamo in grado di ricevere e di girarvi tutti quelli che sono gli appelli, gli inviti, gli annunci di tutti i sindaci, gli amministratori del territorio, che non fanno che ripetere una cosa sola: uniti, ce la faremo, state a casa, rispettate le regole e tutto questo un giorno passerà. Non sappiamo quando passerà, ce l'hanno chiesto anche i nostri telespettatori, non abbiamo idea di quando tutto questo possa essere un giorno superato. Sappiamo che non durerà naturalmente per sempre e che le prossime giornate, i prossimi giorni saranno determinanti per capire come e quando superare questa emergenza che ci sta colpendo davvero tutti noi. Allora, fra mezz'ora, giusta, andrà in onda qui su questa rete una parentesi di un'ora dedicata a tutte quelle persone che hanno voglia di rimanere in forma anche durante questo periodo di emergenza e di grave difficoltà per tutti quanti. Ovviamente l'abbiamo detto, lo ripetiamo, le passeggiate e lo sport sono garantite solo nella misura in cui si esca di casa e si percorrano non più di 200 metri. Quindi se qualcuno ha voglia di farsi una corsa nei 200 metri davanti a casa, padrone di farlo, ma non sappiamo quanto sia
una cosa fattibile o insomma positiva. Si può fare la passeggiata 200 metri da casa, si può portare il cane fuori per le esigenze fisiologiche 200 metri da casa, ma per fare un po' di sport, chi non ha una palestra in casa, non ha la fortuna di avere una piccola palestra in casa e magari un po' pigro, non ha voglia di seguire degli esercizi da lì, dal web o chissà dove, può naturalmente, tranquillamente sfruttare la nostra ora di mantenimento della forma fisica. Abbiamo Tai Chi, abbiamo Zumba e abbiamo la ginnastica dolce. Sono esercizi adatti a tutti, che si possono fare non in divano, perché magari per un po' è bene alzarsi dal divano, che si possono fare tranquillamente dal salotto di casa propria, ed eccoli che ve li presentiamo. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15. Lezioni a distanza con spiegazioni chiare, date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte. Stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abro e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta. Allora, questa era la proposta per rimanere in forma. Vi ricordiamo che dopo l'ora di mantenimento di ginnastica, di Zumba e di Tai Chi, che dalle 17 in poi andrà in onda qui su Rete Veneto, ci sarà anche spazio per curare le proprie esigenze religiose, perché dalle 18 alle 19 andrà in onda la messa in diretta dal Santo. Ricordiamo che per i pochi che non lo sanno, il Santo è la chiesa dedicata a Sant'Antonio a Padova ed è una delle principali chiese della cristianità per affetto e devozione, meta di milioni di pellegrini, davvero di migliaia di fedeli, quando non c'era il coronavirus. Adesso è chiusa il culto, le messe vi si svolgono solo con i frati, con le pochissime persone che possono parteciparvi, e noi di Rete Veneta abbiamo l'onore di farvi vedere in diretta la messa dal Santo, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Dopo le notizie c'è un po' di mantenimento e poi c'è la messa in diretta dal Santo. Siamo gli unici a poter farvela vedere, e alla fine ci saranno i nostri telegiornali e riparte la nostra fascia di informazione, quindi non vi lasciamo mai soli in tutta la giornata e non vi lasciamo mai soli neanche con i vostri messaggi, perché ricordiamo che al numero che vedete in sovrimpressione 340 321 8806 potete spedirci in qualsiasi momento WhatsApp ed SMS che ci arrivano. Qui non possiamo rispondere alle chiamate perché semplicemente non vediamo le chiamate, quindi purtroppo non chiamateci, non possiamo rispondere. Li vediamo qui, li vediamo passare nel crawl. Si chiama tecnicamente crawl, ma è un banner che passa sotto con i vostri SMS, e ve li leggiamo anche qui da studio. Per esempio ci chiede un nostro telespettatore: ma dove verranno distribuite le mascherine made in Veneto? A Vicenza, lo sapete, io lavoro, non ho maschera, solo guanti. Sappiamo che, come ha detto l'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, le maschere sono già in distribuzione, naturalmente sono distribuite prima di tutto alla protezione civile, che le darà alle strutture che ne hanno più bisogno, come le case di riposo, luoghi in cui c'è bisogno davvero
delle mascherine per poter lavorare. Poi le avranno anche tutti gli altri, poi in seconda battuta saranno a disposizione per essere acquistate anche probabilmente nelle farmacie o in tutti i luoghi in cui si acquista una mascherina, ma questo noi non possiamo saperlo in questo momento. Allora c'è chi ci dice grazie mille per ginnastica pomeridiana, questo insomma ogni tanto anche a noi fa piacere ricevere dei complimenti, spero che questa occasione non si esaurisca con il tempo, faremo in modo di accompagnarvi con la nostra ginnastica per tutto il tempo che ce ne sarà bisogno. Abbiamo anche delle altre idee, delle altre iniziative, perché sappiamo che purtroppo questa emergenza non finirà tanto presto, sappiamo che con ogni probabilità si arriverà a Pasqua con i blocchi, le serrate, le necessità di rimanere in casa, e quindi anche i prossimi giorni ci saranno delle grosse novità, delle proposte anche di intrattenimento e di approfondimento non banali, come facciamo sempre di solito. Non c'è mai niente di banale, non c'è mai niente qui su Rete Veneta che non sia studiato per rispondere alle esigenze di voi telespettatori, ai quali forniamo informazioni, ai quali forniamo tempo libero, ai quali forniamo, come abbiamo detto prima, dalle 18 in poi anche la messa in diretta dal Santo. Andiamo ancora a leggere i messaggi dei nostri telespettatori. Noi ci scusiamo con le persone che non si vedranno né pubblicate né lette durante queste nostre dirette, ma sono davvero migliaia i messaggi che arrivano a tutti i nostri numeri, per non parlare delle mail che arrivano in redazione e delle molte telefonate anche che arrivano al numero fisso della nostra redazione con richieste di informazioni, di approfondimento, anche, e questo sono cose che colpiscono noi giornalisti. Chiamano anche persone in grande difficoltà e la nostra redazione non nega mai una parola di conforto, una risposta a nessuno, perché capiamo benissimo quali sono le esigenze di voi telespettatori, della popolazione del Veneto, dell'Italia in questi giorni così difficili per tutti. Ogni mattina, dice un nostro telespettatore, pullman e vaporetti pieni di pendolari, sono bombe batteriologiche. Altro che stare a casa, stiamo a casa, ma bisogna fermare anche quello. È un tema di cui abbiamo parlato molte volte, che bisogna imparare a gestire anche questa situazione. Siamo certi che chi fa trasporto pubblico, come ha ricevuto l'informazione dalla Regione ancora la settimana scorsa, appena la settimana scorsa hanno bloccato o ridotto comunque quelli che sono i trasporti pubblici, e il fatto che ci sia ancora tanta gente che continua ad affollare le corse forse è una situazione che va rivista da parte delle autorità. Adesso noi andiamo a vedere, visto che lo stop alle visite nelle case di riposo, andiamo a vedere l'appello ai familiari da parte del direttore dell'ISRA, che ci spiega anche come procede la vita all'interno delle strutture per anziani. Le regole è che non entra nessuno se non chi deve lavorare nella cura delle persone, punto. Quindi familiari, non mi passa lontanamente per la testa l'idea che dal 3 o 4 aprile insomma apri porte e finestre a tutti. Non sarà così, quindi chiediamo la collaborazione dei familiari che possono contattare e vengono contattati da noi, i familiari vengono messi in contatto telefonico o video. Di fatto le case di riposo sono sigillate, solo nelle strutture dell'ISRA sono 850 gli anziani assistiti, le eccezioni nei casi più gravi quando a prevalere sono le ragioni più profonde. Nel caso di situazioni molto gravi di non coronavirus ma di probabile decesso della persona, perché assistiamo anziani, allora i familiari vengono forniti delle protezioni necessarie, vengono accompagnati al capezzale, diciamo, del loro caro in un contesto molto protetto, e quindi viene consentito dove possibile un ultimo contatto con la persona cara. Viste le misure estreme adottate, la situazione è sotto controllo. Positivi al momento sono risultati 2 medici ed è scattato il protocollo. Abbiamo avuto 2 medici di medicina generale che
pur con mascherina, con guanti, con tutte le protezioni dei casi, sono stati riscontrati. Loro sono, diciamo, davvero, i medici di base sono in trincea come tanti altri, ma loro tra i tanti, e questi casi sono stati ovviamente messi in quarantena obbligatoria a domicilio per la cura. Gli anziani che sono stati visti da queste persone, una decina in un caso, 7 in un altro, sono sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo, tra le mura delle strutture ISRA vanno avanti anche le attività ordinarie come logopedia e supporto psicologico. Alcune attività vengono volutamente mantenute proprio per dare il senso che la vita continua e che ci prendiamo cura di loro. Allora, bentornati in studio. Adesso, come abbiamo visto prima, l'ospite Roberto Marcato, ospite virtuale, perché l'avevamo in collegamento via Skype, per lo stesso modo che ci permette di parlare con le istituzioni, assessori regionali. Dovremmo avere in collegamento anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina, che stiamo cercando di contattare via Skype. Sappiamo che in questi momenti, in questi giorni, anche queste semplicissime operazioni che di solito non sono mai difficoltose, possono assumere evidenze di difficoltà, perché per il semplice motivo che le reti sono davvero oberate, c'è grande difficoltà a raggiungere le persone. E allora, mentre noi cerchiamo di stabilire questo collegamento, vi facciamo rivedere quello che è il conto corrente attivato dalla Regione del Veneto con l'IBAN. Ve lo lasciamo fuori per qualche istante in modo tale che voi possiate segnarvelo, poi scriverlo o fotografarlo. Eccolo qua, il Combatti il coronavirus con la solidarietà, e ci permette di donare qualcosa, di fare una piccola donazione ognuno di noi in questo momento di grande difficoltà per tutti quanti. Non facciamo altro che donare, che collegarci con il nostro home banking, di fare una piccola donazione, e questo permetterà poi alla Regione di gestire le donazioni. Torniamo in studio perché abbiamo in collegamento Skype l'avvocato Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova. Avvocato, ci sente? Sì, sono qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ci scusiamo se l'abbiamo disturbata a casa in questi giorni in cui immaginiamo che abbia tantissime cose da fare. Abbiamo più notizie che arrivano da Padova. Da una parte c'è lo stop a quello che è lo sport quotidiano di tantissime persone che continuavano ad affollare questi argini dei canali. Abbiamo visto anche la Regione ha detto stop, e poi abbiamo una brutta notizia che purtroppo era presumibile arrivasse in questo periodo, che è quella anche della maratona di Padova. Partirei da quest'ultima, se lei ha qualche informazione in più. Beh, allora intanto ribadisco il mio buongiorno e grazie per avermi chiamato. È chiaro che in questo frangente ci limitiamo a parlare di sport, perché chiaramente lo sport è importantissimo, ma è secondario rispetto al problema della salute e al disastro che purtroppo stiamo vivendo a Padova, in Italia e purtroppo nel mondo. Però se ci limitiamo allo sport è logico che stiamo parlando di una situazione veramente, veramente difficile, perché tante manifestazioni sportive che sono state rinviate proprio perché al primo posto viene messo il problema della salute, quindi oltre ai vari divieti che hanno fatto saltare chiaramente delle manifestazioni precedenti come il campionato del mondo di scherma, come la Gran Fondo di ciclismo, come altre manifestazioni, come il 6 Nazioni femminile di rugby, Italia-Inghilterra doveva essere la partita che assegnava il primo posto nel 6 Nazioni che eravamo riusciti a portare qui a Padova, e purtroppo è stata rinviata. E adesso non sappiamo quello che accadrà il 19 di aprile, ma evidentemente non potevamo pensare
che anche se nella migliore delle ipotesi potremmo immaginare di essere fuori da questo tunnel, cosa che non credo sinceramente, in ogni caso non potevamo pensare di portare 50.000 persone in Prato della Valle, e quindi abbiamo ragionato con gli organizzatori, ci siamo trovati concordi immediatamente sul fatto che avremmo dovuto parlare di un rinvio e non di un annullamento, perché la Maratona di Padova ormai da tantissimi anni rappresenta la festa di Padova, parte dallo sport per arrivare alle famiglie, per arrivare al sociale, per arrivare a tutto quello che Padova è, e quindi da questo punto di vista abbiamo sempre parlato di un rinvio. Abbiamo individuato una data, difficile anche in questo momento ipotizzare delle date, perché non si sa quando finirà questo purtroppo questo problema del coronavirus, B, perché ci sono tante altre manifestazioni che ovviamente sono state rinviate e che devono trovare un calendario nella fitta agenda degli eventi che ci saranno a Padova, e non sto parlando solo di sport, ma parlo anche di commercio, perché il 20 settembre è il giorno, terza domenica del mese, in cui in Prato da Valle c'è il mercatino dell'antiquariato. Però proprio perché parto da dove e arrivo da dove sono partito, cioè che la maratona è la festa dello sport e la festa di Padova, il sindaco ha ritenuto di chiedere ai commercianti di anticipare il mercatino dell'antiquariato alla seconda domenica del mese e non più alla terza. Ecco quindi che siamo arrivati al 20 settembre, anche perché la federazione ci ha indicato quella data proprio come una data utile per il calendario della federazione. Certo. E Assessore, invece, parlando dello sport di tutti i giorni, di tutte quelle persone che volevano continuare a fare un po' di attività fisica, qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che sembra assurdo che l'assessore allo sport dica di non fare sport, però è quello che ho fatto dal primo giorno. Io, forse contrariamente ad altre persone, fin da subito mi sono reso conto che questa era una situazione molto difficile, e ancora prima di tutti i divieti avevo raccomandato alle persone di evitare di fare sport. Lo dico, ne sono fermamente convinto di questo. Il problema è che se ognuno ragiona con l'io, ma io vado a farmi una passeggiata, io vado a farmi una corsetta, ma io più io, ci troviamo in 500 persone e non abbiamo risolto il problema, anzi in questo momento lo peggioriamo. Si tratta di fare un sacrificio, e lo ribadisco, sembra quasi un blasfemo che un assessore allo sport dica di non fare sport. Io che quando mi sono insediato ho detto dobbiamo assolutamente aumentare i numeri dei praticanti lo sport a Padova. Eravamo e siamo sulla strada giusta, sicuramente non sarà uno stop di un mese a bloccare questo trend. Io sono convinto che torneremo più forti di prima, ci sarà da lavorare. Sono molto preoccupato per le nostre associazioni sportive, quelle del territorio, perché stanno subendo un danno pazzesco anche da un punto di vista economico, certo. Perché in questo momento giustamente ci poniamo il problema di tutte le attività economiche, le attività commerciali, i bar, i ristoranti, il cinema, i teatri, ma c'è anche lo sport. Certo. C'è anche lo sport. Io personalmente ho fatto proprio delle richieste sia al CONI che al Ministero, perché non possiamo non tenere in considerazione queste difficoltà a cui lo sport andrà incontro. Assessore, le faccio una domanda invece un po' più personale. Come sta trascorrendo lei questo periodo? Abbiamo sentito anche l'assessore Marcato, parliamo con persone che hanno dei ruoli istituzionali che li pongono di fronte a tantissimi impegni quotidiani. I nostri telespettatori magari a volte un po' stanchi per queste brevi permanenze in casa dicono ma mi tocca stare in casa, ma un assessore di un comune come Padova sta a casa anche lui, lavora da casa, quindi... L'assessore del comune di Padova in questo periodo lavora quasi più, perché nei momenti normali, diciamo, io sono molto fuori e vado sempre a eventi, partecipo a manifestazioni e sono molto presente sul territorio. Da quel punto di vista, ovviamente, non essendoci più manifestazioni, non sono fuori. La mia giornata è divisa equamente tra
la mattina in comune, perché sono in ufficio, sono da solo, non ho contatti con il pubblico, ho evidentemente interrotto tutti gli appuntamenti che normalmente ho e quindi la mattina fino alle 3 normalmente sono in ufficio perché ho varie questioni da portare avanti, non ultima quella dello Stadio Euganeo, e quindi ci sono sempre delle videoconferenze perché non voglio assolutamente, nonostante la situazione, perdere tempo. Ci sono 10 cantieri che sono attualmente operativi per lo sport, per gli impianti sportivi qui a Padova. Stamattina ce ne hanno consegnato uno, quello della palestra ex Olimpia in via Chiesa-Nuova, che è venuto un gioiello, però per fortuna i cantieri stanno andando avanti. Il pomeriggio sono a casa, in questo momento sono seduto comodamente a casa, lavoro a casa, il telefono, Skype e sono in contatto con l'esterno, però stando a casa rigorosamente, perché è il messaggio che dobbiamo trasferire all'esterno, è questo. Avvocato, grazie Assessore per questo messaggio. Stiamo in casa, la disturberemo ancora nei prossimi giorni, speriamo per notizie positive, belle su Padova e sullo sport per i padovani e per i veneti. Grazie ancora per la disponibilità. Grazie a voi, grazie molte, grazie, arrivederci, a presto. Era l'avvocato Diego Bonavino, assessore allo sport del comune di Padova, che ha anche lui le sue gatte da pelare, perché abbiamo appena sentito rimandata la maratona. Decine di associazioni cittadine che stanno affrontando un momento di grave difficoltà, tutta una città che con lo sport ha un rapporto fortissimo, perché Padova da sempre ha un rapporto molto forte con lo sport, che si trova a vivere un periodo davvero, davvero difficile come quello che stiamo vivendo tutti noi. Andiamo a vedere, perché eravamo in collegamento Skype, se sono arrivati altri messaggi, ne arrivano continuamente tantissimi. Ci chiede una persona che ci chiede, la settimana scorsa sono stata vicino a una ragazza sul posto di lavoro, la quale era in quarantena perché suo marito è stato a contatto con uno che è risultato positivo al coronavirus. Al marito hanno detto di fare il tampone e stanno aspettando. Io cosa devo fare? Posso andare al lavoro? Avevamo entrambe la mascherina, però non i guanti, perché nel nostro lavoro manuale non riusciamo a usarli. Naturalmente, se sono state rispettate tutte le regole del lavaggio delle mani, della mascherina, se non siete stati contattati dalle autorità sanitarie che stanno ricercando, facendo una ricerca a tappeto quando trovano dei casi positivi, in teoria la situazione è a posto. Ci sono tutti i numeri telefonici del caso, i numeri verdi da chiamare per questi dubbi telefonici. A questo proposito credo che sia importante, prima di chiudere la nostra trasmissione, andare a vedere questo dato in particolare, che è un dato che riguarda i casi. Ve lo facciamo vedere sul vostro schermo direttamente, per farvi vedere che a questa mattina, vedete la differenza dei numeri. Abbiamo 4.031 casi con tampone positivo, sono più 280 in più rispetto a ieri, ma abbiamo i soggetti in isolamento domiciliare, ovvero i positivi più i contatti, che sono 12.432. Questo vuol dire che per ogni contatto positivo vengono cercate le persone che erano vicine a questa persona nei giorni immediatamente precedenti il tampone, e vengono invitate a stare in isolamento domiciliare. Questo vuol dire che l'isolamento è indispensabile per superare questa grave emergenza. Torniamo in studio perché questi erano i titoli, i dati, un po' di stanchezza si fa sentire, erano i dati relativi a questa mattina. I dati di oggi, con il numero dei casi in più, il numero purtroppo di decessi che ci saranno stati durante questa giornata, i dati relativi al numero delle persone in ospedale, di quelle che sono in terapia intensiva, ve li daremo questa sera nei nostri telegiornali della fascia preserale e poi ancora durante la fascia serale. Li caricheremo anche sulla nostra pagina Facebook, nella quale avete potuto seguire questa lunga diretta da questa mattina. A questo punto vi lasciamo a una breve pubblicità, poi ci sarà l'ora di mantenimento, fitness, un po' di tai chi, un po' di ginnastica dolce, un po' di zumba e poi la messa dal santo. Ci rivediamo al termine della messa.